Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, istruttore WISP. Vi do il benvenuto ad una nuova lezione del progetto La Salute di Casa, progetto della WISP all'interno del quartiere San Paolo. Anche oggi ci troviamo qui all'aperto per fare un po' di attività. Iniziamo in piedi, ci mettiamo subito un po' stabili sui piedi per iniziare i primi movimenti nella parte più alta del corpo. E lo facciamo rilassando le spalle e compiendo qualche piccolo movimento con la testa. In particolare andiamo a ruotare il capo e guardare prima da un lato e poi, tornando indietro, ritorniamo a guardare davanti a noi e proseguiamo il movimento guardando dall'altro lato. Come sempre partiamo dal collo facendo questi piccoli movimenti, andando a guardare prima a destra e poi a sinistra, in modo molto dolce per sgranchire il collo e iniziare da qui il nostro riscaldamento. Continuiamo adesso muovendo la testa verso l'alto, non serve molto ma andiamo a guardare un po' più su verso il soffitto e poi lentamente a scendere giù verso il basso. Ci guardiamo tra i piedi se riusciamo e alterno di nuovo. Nel frattempo le spalle sono rilassate, cerco di stare dritto se possibile con la schiena. Ancora qualche movimento. E torno. Posso iniziare a muovere un po' le spalle tra un esercizio e l'altro per sgranchire e continuiamo sempre con i movimenti del capo, inclinando la testa prima da un lato, quindi piegando il collo e lasciando la testa scendere lateralmente per poi risalire sempre molto lentamente questo esercizio e inclinare dall'altro lato. Cerchiamo sempre di tenere le spalle rilassate anche in questo esercizio, è la testa che piega e scende di lato, non è la spalla che sale. Facciamo questo movimento con un po' di attenzione, cerchiamo di non esagerare, cerchiamo di raggiungere un punto in cui sentiamo che si allungano un po' i muscoli del collo e poi delicatamente torniamo indietro. Ok. Andiamo a completare questi movimenti con un esercizio più completo. Partiamo guardando con lo sguardo, indicando con la punta del naso verso l'alto e andiamo a scendere lateralmente. Lo sguardo si porta quindi prima di lato, poi più giù verso il basso e risale dall'altro lato. Andiamo a compiere un movimento circolare con il capo, una circonduzione che poco alla volta proviamo a far diventare anche più ampia. Come sempre, dopo una o due rotazioni in un verso, vi invito a cambiare il giro. Ci sgranchiamo bene il collo, magari sentiamo anche qualche scrocchio e riprendiamo la nostra posizione, lo sguardo frontale. Ci fermiamo un secondo se c'è bisogno di rifiatare, di riprendere un po' di equilibrio dal momento che abbiamo mosso il capo e iniziamo delicatamente a muovere anche le spalle. Lo facciamo in modo libero, ormai il collo è ben sciolto, dobbiamo iniziare a scendere lungo il corpo, mobilizziamo un po' le spalle, lo facciamo come al solito, con gli esercizi che iniziano a lavorare sull'ampiezza ed in particolare, portando le mani all'altezza del petto, andiamo a allontanarle dal corpo, quindi spingerle in avanti
e poi tornare indietro avvicinando le mani al petto tenendo i gomiti alti. Riportiamo le mani in avanti, lontano dal corpo e di nuovo indietro, gomiti alti che se riesco porto leggermente dietro la schiena. Posso unire la respirazione e inspirare, riempire i polmoni di aria quando ho il petto aperto e poi invece al contrario buttare fuori l'aria quando spingo con le mani in avanti. Le mani accompagnano l'aria che entra quando si avvicinano al corpo e esce, si allontana quando le mani si allontanano dal corpo. I prossimi movimenti possiamo farli un po' più ampi, quindi andiamo a spingere bene in avanti, guardiamo anche un pochino più giù verso il pavimento e poi allarghiamo il petto, gomiti indietro, guardiamo un po' su verso l'alto, ci apriamo e chiudiamo ancora, fuori l'aria, fuori tutto e di nuovo apro, allargo il petto, gomiti dietro, guardo su, inspiro e rilasso. Inizio con qualche movimento un po' più vigoroso, le spalle sono in movimento, andiamo a di nuovo lavorare sull'ampiezza, lo facciamo un braccio alla volta, iniziando con, nel mio caso, il braccio destro, disteso, non rigido, lungo il fianco, sale davanti al corpo e pian pianino si porta in alto sopra la testa per poi scendere di lato. Torna nella posizione iniziale e riprende il giro. Sale davanti al corpo, si porta in alto e un po' alla volta si apre portando la mano dietro al corpo. Ogni movimento possiamo provare a farlo diventare un pochino più ampio, quindi possiamo portare la mano su bene in alto sopra la testa, cercare di raggiungere la verticale e poi scendere dietro al corpo con la mano. La spalla accompagna il movimento, quindi sale in alto, ruota un po' dietro, lascia spazio, si apre al braccio che scende, poi si sposta in avanti per accompagnare il movimento. Così ruotiamo un pochino anche intorno alla nostra verticale. Rilasso il braccio, sgranchisco un po' la spalla e andiamo a cambiare lato. Braccio sinistro disteso lungo il fianco, sale davanti a noi, si sposta un po' verso l'alto e inizia scendendo lateralmente. Riprendiamo un movimento semplice come all'inizio dell'esercizio precedente e diamoci il tempo anche da questo lato, un po' alla volta, di guadagnare lo spazio. All'inizio la mano va verso l'alto e scende lateralmente, un po' alla volta, si sposta su bene sopra la testa e inizia a scendere aprendo dietro. Per farlo ci aiutiamo anche con il corpo, il petto, la spalla ruotano un pochino per accompagnare il movimento, quindi vengono in avanti quando il braccio sale, spingono un po' su verso l'alto e poi accompagnano anche nella discesa allargandosi dietro. Ruoto un po' il petto, guadagno spazio e permetto al braccio di fare un bel movimento ampio. Ora qualche circonduzione e rilasso, sciolgo bene, muovo le spalle, sgranchisco un po' le braccia e prendiamo un altro semplice esercizio tenendo le braccia lungo il corpo, sempre rilassate, le alziamo poco, non serve portarle all'altezza delle spalle, le alziamo giusto un po' e con i pollici, con il palmo della mano che prima guarda verso di noi, verso l'interno, andiamo a ruotare i pollici all'esterno, il palmo si porta in avanti e il petto si apre un po', andiamo a guardare un pochino verso l'alto, per poi tornare indietro, girare la manopola del rubinetto
per chiuderlo, i pollici vengono verso di noi, vanno dietro e le spalle si muovono un pochino in avanti e noi guardiamo giù verso il basso. Andiamo ad aprire di nuovo, il palmo va verso l'alto e noi guardiamo su verso l'alto. Il palmo, il pollice vanno giù verso il basso, noi andiamo a guardare giù verso il basso. Ruotando il palmo della mano andiamo a girare tutto il braccio, sentiamo che anche le spalle accompagnano il movimento e con la testa concludiamo l'esercizio seguendo e andando a guardare dove guardano le mani. Palmo in avanti, andiamo a guardare avanti e su verso l'alto, palmo che viene all'interno e guarda dietro, andiamo a scendere e guardare giù verso il basso. Ultimi movimenti. E rilasso. Lavoriamo ora sempre sulle spalle, siamo già più caldi, possiamo unire il movimento della mano destra e della mano sinistra e lo facciamo con le braccia distese lungo i fianchi che lentamente salgono dietro al corpo o lateralmente, si portano su verso l'alto insieme e poi scendono in avanti. Senza fretta, cerchiamo di aprire bene il petto, portare il palmo su verso l'alto, seguire il movimento con tutto il corpo che spinge su e poi scende davanti. Ormai sappiamo che tutti i movimenti sono accompagnati i movimenti delle braccia sono accompagnati anche dalle spalle, da tutto il corpo. Proprio come prima andiamo ad allargare, aprire, andiamo su con le braccia, guardiamo un po' verso l'alto con lo sguardo, arriviamo su e mentre scendiamo accompagniamo con lo sguardo le mani giù verso il basso, andiamo a guardare verso terra e ripartiamo. Braccia larghe, apriamo dietro, saliamo su in alto, lo sguardo va verso il soffitto, le mani sono sopra la testa e poi giù lentamente davanti al corpo. Scendono le mani, scende lo sguardo e torniamo a guardare giù. Ultimo movimento, bello ampio. E chiudo. Abbiamo attivato bene le spalle, abbiamo iniziato a muovere anche un pochino la schiena, continuiamo rimanendo sempre sulla parte alta, lo facciamo con qualche torsione del busto. In particolare andiamo a ruotare sia le spalle che lo sguardo, prima da un lato e poi lentamente torniamo nella posizione frontale e continuiamo il movimento girando dall'altro lato. Alterniamo questi due movimenti, girare prima a destra poi a sinistra e lasciamo che il corpo accompagni questo primo esercizio del busto, facendo sì che insieme alla testa ruotino le spalle, ruoti un pochino anche il bacino, solo i piedi rimangono fissi a terra. Questi ultimi movimenti li facciamo un po' più accentuati, un pochino più ampi e ci aiutiamo con lo sguardo. Finito la rotazione con le spalle, continuiamo a girare la testa e guardiamo dietro di noi se riusciamo. Sbirciamo alle nostre spalle, diamo un'occhiata a cosa succede dietro di noi. Ecco che ruotando bene la testa e guardando dietro, le spalle fanno ancora un centimetro in più. E torno. Rilassiamo, possiamo muovere. Ora abbiamo già mosso il collo, le spalle, abbiamo iniziato a muovere un pochino il busto. Mettiamo le mani sui fianchi, andiamo a sbloccare bene adesso il bacino e lo facciamo con qualche oscillazione laterale per iniziare. Basta poco, ci si sposta un po' come una campana a destra e poi a sinistra. Man mano che ripetiamo il movimento riusciamo gradualmente a guadagnare un po' di spazio, quindi a oscillare un pochino di più
sempre rispettando il limite che ci dà il nostro corpo, quindi sempre rimanendo all'interno di una zona in cui l'esercizio non è fastidioso. Le spalle, sempre progredendo con l'esercizio, accompagnano il movimento, quindi scendono un pochino lateralmente, prima da un lato e poi dall'altro. Asparagi verdi. Gli asparagi, così come l'avocado, i cavoli e i cavolini di Bruxelles, risultano essere particolarmente ricchi di una sostanza denominata glutatione, utile a favorire la depurazione dell'organismo. Gli asparagi sono inoltre ricchi di antiossidanti, una caratteristica che li rende tra i vegetali maggiormente utili a contrastare i segni dell'invecchiamento. Andiamo a completare questo esercizio oscillando non solo di lato, ma anche davanti col bacino, passando all'altro lato e allargando bene dietro. Ecco che l'esercizio appunto diventa completo. Andiamo a scrocchiare magari anche la schiena nella parte bassa, sicuramente a sciogliere e a mobilizzare tutta la colonna. Come sempre facciamo un po' di giri in un verso e poi cambiamo. Ancora una rotazione e riprendiamo la nostra posizione eretta, ben composta, per continuare e andare verso la fine del nostro riscaldamento. Andiamo a mobilizzare le anche e le gambe questa volta e lo facciamo cercando l'equilibrio bene su un piede, mentre l'altro sollevo il tallone da terra, rimane con la punta che fa da perno e il ginocchio che è venuto in avanti possiamo muoverlo all'esterno per aprire la gamba e poi al contrario chiuderlo all'interno. Di nuovo un esercizio in cui, anzi per la prima volta oggi un esercizio in cui andiamo a lavorare anche un pochino sull'equilibrio e quindi come al solito, se necessario, se ci può aiutare, teniamo un supporto a portata di mano che può essere come al solito la sedia piuttosto che il tavolo o una parete. Sgranchiamo un pochino le gambe e cambiamo lato. Sposto il peso sull'altra gamba, sollevo il tallone, punta del piede che resta a terra e con il ginocchio andiamo a chiudere all'interno per poi allargare e aprire esternamente. Come sempre si parte piano e poi un po' alla volta si va ad aumentare. Anche in questo esercizio iniziamo con un movimento breve che un po' alla volta andiamo ad ampliare, andando a chiudere bene con il ginocchio all'interno, sentiamo che tutta la coscia qui, la parte laterale si allunga e poi aprire bene all'esterno. Ecco che la coscia interiormente qui va ad allungarsi. Ok, torniamo, 2 passetti sul posto per sgranchirsi e arrivando giù fino alle caviglie riprendiamo l'ultimo esercizio per i nostri piedi, torniamo in equilibrio ben stabili su uno dei 2 arti, mentre con l'altro solleviamo il tallone e lo facciamo scendere lateralmente, quindi spostare di lato e avvicinare giù al pavimento per poi raccoglierlo, riportarlo all'interno del corpo e tornare su. In questo modo vogliamo provare a disegnare una specie di cerchio con il tallone, ma soprattutto fare un movimento fluido e un po' alla volta ampio. Un movimento a scaldare, a mobilizzare la caviglia.
Lo facciamo prima da un lato e poi cambiamo lato e andiamo a scaldare anche l'altra caviglia. Di nuovo sollevo il tallone, la punta resta a terra, si allarga all'esterno, si abbassa verso il pavimento, lo raccogliamo in qualche modo, lo riportiamo all'interno e risolleviamo il tallone per riprendere il giro. Di nuovo un movimento circolare che in primo luogo è importante che sia fluido, senza scatti, senza strappi, e che secondariamente andiamo a far diventare anche bello ampio. Ok, torniamo sul posto, finiamo sgranchendo proprio 2 passi sul posto per mobilizzare le caviglie le ginocchia che abbiamo appena scaldato. Riprendiamo una posizione stabile e concludiamo con degli esercizi per i polsi. Lo facciamo iniziando portando le mani davanti al corpo col palmo rivolto verso l'alto. In un primissimo momento andiamo a chiudere le dita sul palmo, quasi a stringere un pugno, e poi ad allargarle per esporre tutta la mano all'esterno. Si inizia delicatamente, va avvicinando le dita al palmo e poi altrettanto delicatamente allargandole. Poco alla volta, come siamo abituati ormai a fare, possiamo aumentare l'intensità dell'esercizio, che in questo caso significa semplicemente provare a stringere un pochino il pugno, quindi avvicinare tutte le dita al palmo, andare leggermente a premere, a stringere il pugno e poi al contrario allargare, provare a distendere bene le dita, provando un po' anche ad allontanarle una dall'altra. E ritorno. Chiudo il pugno, stringo un pochino e poi allargo bene, distendo le dita. Stesso esercizio, proviamo a farlo adesso abbassando il palmo, quindi palmo che guarda questa volta verso il basso, uguale, chiudo un pochino il pugno e apro e distendo le dita. Abbiamo solo cambiato la posizione della mano, come è orientato il palmo. Prima era verso l'alto, adesso verso il basso. L'esercizio resta invariato. Andiamo a rilassare un pochino le dita, le muoviamo, sciogliamo anche i polsi e riportiamo le mani davanti a noi col palmo che sta giù verso il basso. E proseguiamo con l'esercizio in cui le dita vanno a puntare prima di tutto verso l'esterno, quindi si allargano, i polsi ruotano e poi al contrario, sempre con una rotazione del polso, le dita si avvicinano, puntano verso l'interno, vanno a indicarsi tra di loro. E alterniamo un'apertura verso l'esterno e poi, diciamo così, una chiusura, una rotazione che porta le dita a indicarsi. Ancora qualche movimento, se vogliamo proviamo a farlo diventare bello ampio. Ruotiamo bene, le dita vanno quasi a indicare il petto, la pancia e poi si aprono bene, i gomiti si avvicineranno ai fianchi di conseguenza e rilassiamo. Sciolgo un pochino i polsi, le mani, concludiamo gli esercizi per questa parte del corpo con un esercizio più completo, una circonduzione. Mettiamo una mano dentro l'altra e delicatamente andiamo ad aiutare un polso a flettersi. Prima la mano destra flette la sinistra e poi si scambiano. In questo modo andiamo a fare un movimento controllato, simile a quello di prima, dove cerchiamo un po' di mobilità, un po' di più rispetto a prima, sempre senza esagerare,
e lo concludiamo aggiungendo anche un movimento di rotazione. Cerchiamo di nuovo un movimento fluido, un movimento circolare che coinvolga tutto il polso. Andiamo per l'ultima volta a sciogliere, sgranchiamo, possiamo fare anche un massaggio al polso se serve, e rilassiamo le mani e prendiamo posto adesso seduti sulla sedia. Ripartiamo dalla parte bassa del corpo, continuiamo con qualche esercizio di mobilità ed in particolare andiamo ad allargare aiutandoci con la mano prima una gamba a lato della sedia e poi senza fretta l'altra. Cerchiamo come al solito di gradualmente guadagnare un po' di spazio e quindi ad ogni movimento portare il piede un pochino più a lato della sedia, portarlo un pochino più indietro. Ecco che arriviamo a sentire che l'interno della coscia inizia a allungarsi, cerchiamo una sensazione di allungamento, non di fastidio, non di dolore, e proseguiamo andando sempre poco alla volta ad allungare, ad aumentare questa sensazione. Ci si può aiutare con un palmo della mano che spinge il ginocchio indietro. Ok. Torno con i piedi pari, sgranchisco un po' e vado di nuovo a lavorare sulle caviglie, questa volta in modo un pochino più controllato. Appoggio i talloni, appoggio i piedi davanti al corpo, quindi le gambe sono sempre rilassate e le punte guardano giù verso il basso. Provo un po' alla volta a sollevare le punte e avvicinarle il più possibile al mio corpo, per poi farle scendere in avanti e distenderle giù verso il pavimento. E alterno, salgo, porto le punte dei piedi verso di me e poi le spingo lontano. La gamba è distesa, non è per forza rigida, possiamo anche rimanere rilassati e lavorare concentrandoci solo sulle caviglie, che si distendono, vanno con le punte giù e poi invece si flettono e fanno salire le punte dei piedi, che guardano prima di tutto verso l'alto e poi se riusciamo anche un pochino verso di noi. Ok. Torniamo con i piedi vicino alla sedia, sgranchiamo un pochino e movimento molto simile, ma questa volta la punta resta per terra. Andiamo a spingere giù con la punta e sollevare il tallone, se verrà su anche il ginocchio, prima con un piede, poi con l'altro. Altro piccolo esercizio simile a quello che facciamo se non abbiamo mai usato lo step. Facciamo dei piccoli passi, la punta resta sempre a terra, si solleva il tallone. Di nuovo lavoriamo sulla caviglia, sentiamo come quando andiamo a spingere giù si attiva il polpaccio, questo muscolo qua dietro. Per poi proseguire tenendo i piedi a terra ed uno alla volta andare a sollevarlo da terra e distendere leggermente la gamba davanti a noi, riportarlo giù e cambiare lato. Senza fretta, cerchiamo di mantenere un po' di ritmo in questi esercizi, che non significa andare veloce, ma mantenere un po' la velocità costante, cercando poco alla volta di distendere la gamba. E quindi ogni movimento sentiamo che andiamo a coinvolgere un pochino di più il muscolo della coscia, questo qui sopra, che si contrae per distendere bene la gamba davanti al corpo. In un secondo momento possiamo provare a fare lo stesso esercizio, continuarlo a fare, però portando la punta del piede prima di tutto verso l'alto e poi se riusciamo un pochino verso di noi, come nell'esercizio di prima. Ecco che aumenta un po' la difficoltà. Asparagi verdi.
Gli asparagi, così come l'avocado, i cavoli e i cavolini di Bruxelles, risultano essere particolarmente ricchi di una sostanza denominata glutatione, utile a favorire la depurazione dell'organismo. Gli asparagi sono inoltre ricchi di antiossidanti, una caratteristica che li rende tra i vegetali maggiormente utili a contrastare i segni dell'invecchiamento. Ancora qualche movimento e torno. Sciolgo un pochino le articolazioni, posso fare anche un piccolo massaggio alla muscolatura che abbiamo appena utilizzato, quindi sulla coscia qui in alto per quando abbiamo disteso le gambe, e sui polpacci invece più basso dietro alla gamba per quando abbiamo spinto per terra con le punte dei piedi. Riprendiamo posizione, cercando di stare sempre da questo momento in poi con un'attenzione particolare, sempre ben dritti con la schiena, mantenendo il petto un po' in fuori, le spalle rilassate. Facciamo una piccola, diciamo così, marcia da seduti, sollevando il piede e quindi anche il ginocchio da terra, lo avviciniamo, lo portiamo un pochino in alto, lo avviciniamo un pochino al petto per poi scendere e ripetere dall'altro lato. Questo esercizio si può fare sia stando appoggiati sullo schienale, a patto che manteniamo la schiena dritta e non ci rilassiamo come se fossimo su una poltrona, ma si può provare a fare anche staccando la schiena dallo schienale della sedia e quindi a mantenere una posizione dritta senza il supporto dello schienale e allo stesso tempo sollevare un pochino il ginocchio. Ecco che diventa ancora più impegnativo l'esercizio. Richiederà sicuramente l'attivazione e il lavoro di questi muscoli qua addominali che si trovano qui sulla pancia. Ok. Sciolgo un po', rilasso e riportandomi ben vicino alla sedia, questa volta posso tranquillamente appoggiare la schiena allo schienale mantenendo sempre un pochino di postura. Andiamo a distendere una gamba sola mentre l'altra resta a terra e con la punta del piede scendiamo lateralmente per poi tornare su e scendiamo all'interno questa volta. A fare come un gesto di no, solo che al posto del dito della mano andiamo a utilizzare tutto il piede. La gamba è distesa, anche se non serve che sia molto rigida, cerchiamo di tenere il piede su, sosteniamo un pochino il peso della gamba e del piede e poi andiamo giù, rilassiamo un po' e ripetiamo dall'altra parte. Distendo la gamba, punta del piede che indica prima di tutto verso l'alto e poi scende all'interno, torna su e scende all'esterno. Questo movimento che è concentrato sulla caviglia è un movimento appunto che utilizza la caviglia per la mobilità, però coinvolge molto anche la muscolatura della gamba che deve sostenere il peso di tutto il piede. E giù. Ok, di nuovo un breve massaggio, stiamo lavorando sempre di più qua sulle cosce e adesso continueremo a farlo muovendo entrambe le gambe contemporaneamente, per cui cerchiamo di essere ben stabili sulla sedia, se serve possiamo anche impugnare la seduta per avere maggior stabilità, la schiena possibilmente sempre dritta, mai rilassata, mai piegata in avanti, ma con un po' di tono. Andiamo a distendere entrambe le gambe contemporaneamente, le portiamo davanti al corpo ben alte e poi giù. Appena toccano terra, tornano subito su. Come al solito non serve fare questo esercizio velocemente, non serve correre, proviamo a mantenere un po' di ritmo. Se vogliamo renderlo un pochino più impegnativo, portiamo le punte dei piedi sempre verso l'alto quando distendiamo la gamba.
Se vogliamo provare a farlo ancora più difficile, possiamo provare a staccare la schiena dallo schienale e quindi a mantenere la schiena dritta, sollevare le gambe, le punte dei piedi verso l'alto. Ecco, questo diventa un esercizio molto completo perché ci richiede sia di lavorare con le gambe che di mantenere tutta la postura con i muscoli dell'addome e della schiena. E giù, abbasso i piedi, rilasso, posso sciogliere un po' come preferite, muovendo i piedi, facendo un automassaggio. Ci fermiamo un secondo per recuperare sulle gambe e per mobilizzare un po' la schiena che in questi ultimi esercizi è stata comunque utilizzata. Lo facciamo con un primo esercizio di allungamento in cui andiamo a fare una torsione, ci aiutiamo con le mani e infatti scegliamo una mano, la andiamo ad appoggiare sul ginocchio opposto. Così facendo la schiena già inizia a ruotare, continuiamo il movimento e la mano che sta dietro ci si aiuta appoggiandosi sulla sedia, mano o gomito. Giriamo bene le spalle utilizzando le mani e manteniamo la posizione per qualche secondo. In questo modo allunghiamo i muscoli della schiena con una torsione. Lentamente torniamo frontali accompagnando il movimento e cambiamo lato. Cambio mano, la vado ad appoggiare sul ginocchio opposto, ecco che le spalle ruotano. Continuo il movimento aiutandomi anche con la mano che sta dietro. Perfetto. Giro bene. Continuo a respirare con un po' di costanza senza andare in apnea, questa è la cosa più importante. E lentamente accompagno il movimento, torno frontale. Abbiamo dato un po' di riposo alle gambe, abbiamo allungato un pochino anche la schiena. Continuiamo con qualche movimento, con qualche esercizio per la parte superiore del corpo. Lavoriamo prima di tutto proprio qui, sulla parte dell'addome. Lo facciamo con un esercizio che ormai conosciamo, molto utile. Andiamo a portare le mani all'altezza delle spalle e prima un braccio lontano dal corpo davanti a noi e l'altro dietro, per poi cambiare lato. Un po' il movimento ormai l'abbiamo associato all'idea di tendere un arco. Infatti una mano si sposta in avanti, l'altra col gomito alto viene indietro. Ecco che le spalle ruotano e poi si torna indietro, si cambia lato. E per fare questo movimento di girare le spalle, dal momento che il bacino è il sedere appoggiato alla sedia, siamo costretti per forza ad utilizzare gli addominali e i dorsali. Ecco che se proviamo a tirare bene l'arco, quindi a portare bene la mano in avanti e il gomito dietro, sempre mantenendo la respirazione costante, quindi mai andando in apnea, sentiamo come si lavora bene con la parte centrale del corpo. Ultimi movimenti. E rilasso. Sgranchisco un po' le spalle, un pochino la schiena. E un altro esercizio, sempre, anche questo è un po' impegnativo, un esercizio abbastanza recente. Proviamo a farlo per quello che riusciamo. Avviciniamo le mani vicino alle spalle ed ecco che adesso con i gomiti che sono piegati proviamo a portare il gomito destro in direzione vicino al ginocchio sinistro, senza toccarlo, non è necessario, per poi risalire, riportare le spalle bene aperte e dritte e scendere avvicinando il gomito sinistro al ginocchio destro. Ogni volta torniamo su ben dritti con le spalle aperte per poi ruotare e scendere un pochino.
in avanti. Lo facciamo anche lentamente questo esercizio, senza nessuna fretta. L'importante è controllare il movimento e non esagerare. Non è necessario andare a scendere tanto con il gomito fino a toccare il ginocchio, basta anche un movimento molto piccolo. Poi se qualcuno riesce a scendere, tanto meglio. Ma l'obiettivo è girare un po' le spalle, piegarle in avanti e poi tornare su e aprire bene il petto e giù dall'altro lato. Come in tanti esercizi ci sarà sicuramente un lato in cui ci viene più facile, riusciamo a scendere di più, ci avviciniamo meglio, e un lato invece in cui è un po' più difficile. Ultimi movimenti da un lato e ultimo anche dall'altro. E su bene, aprire il petto. Ok, sciogliamo un po' le spalle, sgranchiamo anche il busto, andiamo ad allungare. Qui dietro la schiena è dove abbiamo lavorato un pochino di più, e quindi magari andiamo lo sentiamo anche un pochino di più. Andiamo a portare le mani sui fianchi e un braccio alla volta lo svincoliamo dal corpo e lo facciamo salire lentamente a lato per arrivare bene su in alto sopra la testa. Scende il braccio destro e ripete il braccio sinistro. Sale su sopra la testa, si allunga tutto il fianco e poi scende e si alterna. Ogni volta che porto la mano su, prova ad allungare un po' di più, prova ad andare un pochino più in alto con la mano sopra la testa e sento che di conseguenza tutto il fianco, tutti i muscoli del fianco si allungano. È quasi un movimento opposto a quello di prima. Ultimi movimenti, cerchiamo questa volta di salire bene con la mano, anche con la spalla, incliniamo un pochino, sentiamo che si allunga bene tutto il fianco e torniamo da un lato e dall'altro. Salgo bene, allungo, spingo verso l'alto e torno. Ok, sgranchiamo un pochino, andiamo a sciogliere le spalle, la schiena. Continuando a salire, facciamo adesso qualche esercizio specifico per le spalle e lavoriamo con entrambe le mani contemporaneamente. Partiamo avvicinando le mani alle spalle e proviamo lentamente a sollevare entrambe le braccia e a spingere su verso l'alto, per poi scendere, tornare con le mani sulle spalle e allargare le braccia lateralmente, sempre mantenendo più o meno l'altezza delle spalle, per poi tornare con le mani alle spalle e distenderle questa volta in avanti. Sono 3 movimenti diversi. Si parte sempre con le mani sulle spalle e prima si va su in alto, poi si torna e si apre di lato, si torna e si spinge in avanti. Asparagi verdi. Gli asparagi, così come l'avocado, i cavoli e i cavolini di Bruxelles, risultano essere particolarmente ricchi di una sostanza denominata glutatione, utile a favorire la depurazione dell'organismo. Gli asparagi sono inoltre ricchi di antiossidanti, una caratteristica che li rende tra i vegetali maggiormente utili a contrastare i segni dell'invecchiamento. Proviamo l'ultima, a spingere su bene in alto, nel punto più alto che possiamo, mani sulle spalle, allargare a lato, più spazio possibile, mani sulle spalle e per concludere mani davanti al corpo, distanti dal petto, spingiamo il più possibile e torniamo. Rilassiamo,
Abbiamo lavorato molto con la parte alta adesso delle spalle, vicino al collo, sgranchiamo un pochino con qualche movimento e iniziamo ad allungare. Abbiamo lavorato bene oggi su tutto il corpo, ci siamo scaldati dall'alto verso il basso e poi siamo tornati indietro dal basso verso l'alto con un po' di esercizi. Abbiamo lavorato in modo oggi globale, utilizzando un pochino tutti i muscoli del nostro corpo. L'allungamento lo iniziamo dalle spalle, che sono le ultime che abbiamo utilizzato. Iniziamo con un movimento semplice, distendiamo il braccio davanti al corpo, incrociamo e sosteniamo il gomito spingendolo verso la spalla opposta con l'altra mano. Si mantiene la posizione respirando, come al solito. 3 o 4 respirazioni sono sufficienti per poi riaccompagnare il braccio giù lentamente alla posizione di partenza. Cambiamo lato, sollevo l'altro braccio, lo incrocio davanti al petto e con l'altra mano sostengo il gomito e lo spingo verso la spalla. Così da allungare i muscoli della spalla. Cerchiamo sempre di respirare in modo costante, così da rilassare un pochino il corpo, in particolare in questo caso la muscolatura della spalla. E poi accompagniamo il braccio in giù, anche al ritorno. Sgranchisco un po' e andiamo a muovere e ad allungare i muscoli del collo. Spalle rilassate, schiena dritta. Incliniamo la testa lateralmente, la lasciamo scendere fin dove sentiamo che si allungano i muscoli del collo che ci permettono di arrivare e poi manteniamo la posizione. La sensazione, come sempre, deve essere una sensazione di allungamento, mai una sensazione di fastidio o di dolore dovuta a una tensione troppo forte. 4 respirazioni complete, anche profonde. E poi con attenzione e delicatezza riportiamo la testa in verticale e scendiamo dall'altro lato. Come prima arriviamo fin dove il corpo ci permette e poi manteniamo la posizione. La respirazione aiuta a rilassare il corpo, a rilassare la muscolatura. E lentamente si risale con la testa, si torna dritti e si scende in avanti col capo, chinando leggermente e andando a guardare prima verso le punte dei piedi, poi un po' alla volta continuiamo a scendere con lo sguardo, andiamo a guardare la sedia e sempre respirando, mantenendo una respirazione costante, proviamo a avvicinare un pochino il mento al petto, così da allungare bene la muscolatura del collo posteriormente. Risollevo il capo sempre lentamente, così da evitare vertigini. Riprendo posizione, rifiato un attimo se c'è bisogno e torno sulle spalle, questa volta appoggiando una mano vicino alla spalla e sollevando il gomito verso l'alto. Mi posso aiutare con l'altra mano a spingerlo in su fin dove riesco, fin dove sento che posso salire. E poi mantengo la posizione. L'altra mano aiuta nel movimento, si può fare anche senza. Se riusciamo a portare il gomito alto vicino all'orecchio va bene, ma anche più basso è comunque
un esercizio efficace. Accompagno il braccio anche in discesa e cambio lato. Appoggio la mano sulla spalla e il gomito che è piegato lo faccio salire portandolo su verso l'alto, aiutandomi con l'altra mano. Mantengo la posizione respirando. Per poi, come al solito, accompagnare il braccio anche in discesa. Granchisco un po' le spalle, il collo e passo alla parte più bassa del corpo. Iniziando dal bacino vado, aiutandomi con una mano, ad allargare bene il piede a lato della sedia. Guadagno spazio così da sentire che si allunga la parte interna della coscia. Con una mano posso andare a spingere il ginocchio verso dietro, così da aumentare un pochino l'ampiezza, e mantengo la posizione. Sempre respirando, mi posso aiutare contando le respirazioni, quindi 3 o 4, possiamo farne anche 5 respirazioni, danno il tempo all'esercizio e aiutano a mantenere una respirazione costante che rilassi la muscolatura. Accompagno la gamba, il ginocchio davanti al corpo e ripeto dall'altro lato. Di nuovo allargo bene, porto il piede dietro e vado ad allungare spingendo un pochino con il palmo. Apro bene, sento che si allunga il muscolo interno alla coscia. Riporto, sempre aiutandomi, le gambe centrali e mi sposto adesso lateralmente sulla sedia così da avere una gamba che si trova al centro molto stabile, che ci dà la sicurezza, e quella che si trova di lato invece libera di muoversi e spostarsi un po' alla volta di fianco alla sedia e col piede che indietreggia. Ecco che il ginocchio scende verso il basso e si va ad allungare il muscolo della coscia. La gamba che sta al centro, come sempre, mi dà stabilità, è quella che mi tiene in equilibrio. Al ritorno, se serve, mi aiuto con una mano, accompagno la gamba per non strappare, per non stirare la muscolatura che abbiamo appena rilassato e allungato, e cambiamo lato. Di nuovo la gamba che sta al centro mi darà sostegno, quella che si trova di lato un po' alla volta si sposta, indietreggia e si allunga. C'è sempre un lato dove ci viene meglio fare le cose. In questo esercizio potremo sentirlo, magari da un lato la gamba scende bene, arriva col ginocchio che punta giù verso terra, con l'altra invece facciamo un po' più fatica, dobbiamo tenerla un pochino più alta. Torno anche di qua aiutandomi se serve, mi metto un pochino avanti rispetto alla sedia così da avere più spazio, una gamba come sempre in appoggio, stabile, l'altra invece si distende, si allunga senza tensione ma rimane distesa davanti al corpo col tallone appoggiato, e andiamo inclinando un pochino il petto, le spalle in avanti, a scendere con la mano verso la punta della gamba distesa. Il nostro peso è sorretto invece dalla gamba che è piegata. Ovviamente non è necessario andare a toccare la punta del piede o a stringere la caviglia, possiamo abbassare la mano fino al ginocchio o a prendere la parte più bassa della gamba
L'importante è che durante l'esercizio sentiamo che dietro alla gamba che è distesa si allunga la muscolatura. Posizione un po' scomoda, cerchiamo comunque di respirare, di mantenere la posizione rilassando. E poi torniamo seduti dritti, spingendo sul ginocchio piegato. Riprendiamo la posizione seduta e cambiamo gamba. Quella distesa si piega, quella che era piegata si distende. Di nuovo, peso sul ginocchio piegato, scendiamo in avanti e andiamo a puntare verso la caviglia, verso la punta del piede della gamba distesa. Cerco di respirare in modo costante, non è l'esercizio più comodo questo, ma proviamo comunque a eseguirlo, un po' alla volta si impara, diventa sempre più facile e ci si abitua a questa posizione. Stiamo allungando i muscoli della gamba posteriormente, quindi li sentiamo dietro al ginocchio soprattutto. E poi risaliamo spingendo come prima sul ginocchio piegato. Torniamo seduti composti, siamo questa volta ben seduti sulla sedia, occupiamo tutto lo spazio che abbiamo a disposizione. Concludiamo con un ultimo esercizio per tutta la schiena. Portiamo le mani sulle ginocchia e scendiamo col petto in avanti, accompagnando il movimento con le mani che ci sorreggono. Scendiamo col petto giù verso appunto le ginocchia, se riusciamo anche ci appoggiamo. Possiamo a questo punto togliere le mani, lasciarle cadere giù a terra, rilassando e lasciando che sia proprio il peso delle mani, il peso delle braccia a portarci giù. Le spalle si rilassano, scendono anche queste verso terra. Da ultimo rilassiamo il capo, lasciamo che la testa si pieghi, si chini in avanti. Così facendo allunghiamo bene tutti i muscoli della schiena e anche quelli del collo. Cerchiamo di non andare in apnea, quindi manteniamo un po' di respirazioni costanti. E per risalire da questo esercizio mettiamo prima di tutto le mani sulle ginocchia e da qui andiamo a spingere con le mani e risollevare il busto. Prendiamoci un attimo per rifiatare, per riprendere anche un po' l'equilibrio nel caso in cui l'abbiamo perso risalendo con il movimento della testa. 2-3 bei respiri stando seduti e ci ristabilizziamo. Ecco che questo era l'ultimo esercizio di oggi. Con questo abbiamo concluso il nostro percorso lungo tutto il corpo. Io vi ringrazio come sempre, ringrazio chi è qui con noi in presenza e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!